Ciao ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, in attesa di eFootball 2024, che ci hanno fatto lo scherzetto che la stagione non inizierà con eFootball 2024, ma inizierà probabilmente il 7 o l'8 settembre. Stiamo ancora capendo perché il 4 i server insomma andranno in down, non si potrà quasi giocare praticamente eFootball e saranno fermi per almeno 3 giorni. Bisognerà capire se almeno il 7 sera ci possiamo giocare, ma non si sa. Nel frattempo la Konami ci ha regalato un fantastico giocatore gratis, il World Wide Club, che a noi non serve praticamente un cazzo, ma ce lo andiamo a spacchettare lo stesso. E sicuramente uscirà una mappina esagerata. E dopo ripartiremo subito con il campionato. Vediamo chi esce. Premier League. Mamma mia che schifo. Mamma mia. Chi cazzo è? Che schifo. Fabianski, vabbè. Sti gran cazzi, ragazzi, comunque non ci serviva nessuno. Togliamo a Fabianski, sì, ok. E come detto questo, andiamo a riprendere subito. Sistema un po' la camera e fa cagare i morti, come al solito. Vabbè. Bene, così riprendiamo subito il campionato perché purtroppo, avendo giocato pochissimo la stagione precedente per vari motivi, non sono riuscito a scalare tantissimo e quindi si riparte dalla divisione 7 e ci servono 9 punti per passare alla 6, quindi proviamo subito a prenderci i primi 3. Cerchiamo di cominciare a fare questa scalata in attesa del 2024, io sperando che arrivino un bel po' di aggiornamenti, soprattutto che finalmente poi ci aggiornino con tutti i trasferimenti, ma questo penso sicuramente che cazzo. E che stevo io, vediamo il primo avversario che ci tocca in questa nuova stagione, in questa nuova partita, partendo dalla divisione 7. Avversario trovato, subito, ottimo. Vediamo chi è. Milan-Napoli, si parte forte. Tra l'altro, raga, io comincio a fare, volevo farlo prima, ma scordate, comincio a fare delle piccole modifiche alla formazione. Ferrero, Osimhen, tra l'altro noi non abbiamo... ha cambiato anche un po' la grafica forse, o forse perché sono a San Siro, ma non abbiamo ancora la maglia nuova, porca troia, vabbè. I nostri ragazzi pare siano tutti bene. Io vi volevo dire che comincio a fare qualche variazione alla formazione, cioè che comincio a mettere Politano titolare perché Lozano, come sapete, ho compreso anche sono riuscito a spacchettare anche Di Lorenzo Player of the Week. Troverete lo shorts su YouTube eventualmente o su TikTok. E come stavo dicendo io, Lozano praticamente sta per lasciarci, quindi a questo punto comincia ad essere titolare Politano nell'attesa di Lindstrom, perché pare che ci siamo. Lindstrom deve fare le visite mediche e poi atterrerà sotto al Vesuvio, ragazzi. Nel frattempo proviamo a giocarci alla grande questa partita contro il Milan e iniziare bene la stagione. Cristobal Buena. L'attesa è finita dunque, le chiacchiere da bar e i fiumi di inchiostro versati durante si parte, ragazzi, si parte. Attenzione, Kvara, subito ruba palla, appoggia subito per Osimhen che parte subito in contropiede, incredibile. Osimhen il primo tiro, la parata di Neuer. Peccato, potevamo partire fortissimo. Tra l'altro io, classifica marcatori, non so se avete visto il video, l'ultimo video, la Goal Collection, vinta nella scorsa stagione da Kvisha Kvaratskhelia, incredibile. Lobotka, dentro per Osimhen che spezza e c'è proprio Kvisha sulla traiettoria, niente da fare. Mario deve recuperare palla, Ostigard. C'è il capitano, perde palla di Lorenzo, attenzione, prova a ripartire il Milan, Ostigard, bel break. E poi Zielinski in profondità verso Kvaratskhelia, palla lunga, Osimhen va a dare fastidio a Neuer, niente da fare, anche se recupera palla, attenzione, Politano, 2 errori. Poi Lobo recupera palla per Osimhen, dentro per Lobotka, fermato Lobo. E poi prova ad andare da Kvara, un po' di confusione qui a centrocampo. Prova a ripartire adesso il Milan, Ostigard, bel break. Un po' di confusione, cerchiamo di mettere ordine. Di Lorenzo,
va verso Politano, prova il dribbling, guadagniamo, fallo laterale. Attenzione, Politano, palla per Giannino Di Lorenzo, Lobotka per Anghissà, prova a darla a Lobo di nuovo, ma perdiamo palla. Attenzione, Kvaratskhelia, recupera palla Kvara, prova il dribbling, Kvaratskhelia, fermato, peccato. Stiamo sfruttando male questi break, attenzione, Lobotka dentro per Kvaratskhelia, che la mette dentro verso Osimhen, anticipato dal difensore che quasi faceva autogol. Attenzione, Osimhen, palla per... c'è Lobo per Osimhen che prova a spizzare, niente da fare, Zielinski appoggia Anghissà che si gira, penetra Anghissà, attenzione, cross di Anghissà, non arriva sulla palla Mario Rui, qui perdiamo l'attimo fuggente. Poi Di Lorenzo recupera palla, Anghissà appoggia per Zielinski, ancora per Anghissà che la dà a Mario Rui che prova a crossare alla tre quarti, niente da fare, Lobo recupera palla, la perdiamo subito al limite dell'area, peccato, dobbiamo sfruttare meglio questa situazione. Politano ripiega, attenzione Politano, niente, Rachmani recupera palla, bel break ancora, Zielinski perso, Anghissà, palla lunga, le recupera ancora Lobo, palla per Politano che appoggia subito per Osimhen che si gira, perde la palla perché è arrivato il ripiego, ancora Mario Rui lasciando il big break a centrocampo, attenzione Kvaratskhelia dentro per Osimhen, 1-0 Napoli ragazzi, Osimhen fa piangere il Milan e si fa pure selfie. 1-0 Napoli. Stiamo giocando bene ragazzi, stiamo breccando bene a centrocampo, anzi potevamo costruire determinate occasioni anche molto meglio. Attenzione, fondo per noi, Meret, andiamo con il nostro solito lancio lungo verso Osimhen, eccolo qua. Osi prova a spizzare per Lobotka, gran break, poi dentro Lobo per Osimhen, è un po' fallo quello, non chiamato dall'arbitro, incredibile. Ostigard prova su Mbappé, niente da fare, e poi Di Lorenzo su Haaland, fantastico. Zielinski, Anghissà dentro per Kvara, palla lunga, intercettato ed è fallo laterale per noi. Mario Rui va verso Krishna Kvaratskhelia che la ripoggia a Mario Rui per Zielinski che perde una brutta palla a centrocampo. Pedri imposta per Haaland, attenzione, attacca il Milan, break di Lorenzo che anticipa l'avversario e poi l'appoggia ad Anghissà che la dà a Zielinski che fa correre Kvaratskhelia, grandissima azione ragazzi, attenzione, Kvaratskhelia, cross di Rabona per Osimhen, sta per venire un gol fantascientifico ragazzi, attenzione, Kvaratskhelia non riesce a recuperare palla, adesso recupera Lobo, dentro per Kvaratskhelia, perde un po' di tempo Kvara, peccato. Zielinski, Rachmani vede dentro Osimhen che prova a difendere palla, non ci riesce, recupera Mario Rui, dentro Mario Rui per Osimhen, palla lunga, sbagliata fondamentalmente da Mario. Di Lorenzo, stiamo chiudendo il Milan nella sua area, Di Lorenzo appoggia ancora il Politano, palla un po' lenta ma arriva Anghissà per Zielinski, niente da fare, Anghissà ancora per Zielu, peccato, ahí ci manca l'ultimo passaggio. Ostigard su Haaland, grandissimo, Mario Rui, Rachmani, Di Lorenzo appoggia per Politano che vede subito Anghissà sulla corsa, il cross di Anghissà, Neuer blocca tutto, poteva darla dietro, era pronto Zielu, Neuer rilancia, niente da fare, prova a ripartire il Milan, ferma tutto Giannino Di Lorenzo che allarga verso Politano, prova il dribbling, va nella parte sbagliata però. Zielinski, Anghissà, attenzione ancora a centrocampo, recupera palla di Anghissà, entra Anghissà, si ferma, prova ad andare da Zielu, appoggia per Di Lorenzo che prova il cross dalla tre quarti, un po' arretrato il cross, proviamo a chiudere ancora, break di Anghissà che poi la dà Politano in profondità, che crossa di destra, attenzione arriva verso Osimhen, buonato ancora il difensore, recupera palla Anghissà, cross di Anghissà, c'è Osimhen, di testa, appoggia, facile per il 2-0, partita in discesa ragazzi, stiamo dominando a San Siro, doppietta di Victor Osimhen,
assist di Anghissà. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa Fantastico. dopo il secondo gol. Attenzione, Di Lorenzo recupera palla, Rachmani torna da Meret che va lungo per non rischiare nulla verso Simen che appoggia verso Kvara, la palla non arriva a Kvara per poco davvero. Kvaratskhelia attacca Neuer. Fine primo tempo ragazzi, fine primo tempo 2-0, siamo partiti fortissimi. Milan-Napoli 2-0, doppietta di Osimhen. Si riparte subito. Si riparte subito, attenzione. Lobo, palla per Mario Rui, allarga per Kvaratskhelia, non riesce a darla di prima, peccato. Mario Rui attacca, niente. Attenzione, siamo un po' scoperti qui. Ostigard prova a recuperare. Cross del Milan, c'è Haaland. Mamma mia che gol che hanno fatto raga. Sané ha fatto un gol spaventoso. Abbiamo preso una brutta imbucata. Brutta imbucata qui. Oh. Ne ha un brutto gol all'inizio. Il primo del secondo tempo. Io si riparte. Lobotka. Ostica. Politano allarga per Kvaratskhelia. Appoggia per Zielinski, che la dà ancora a Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara. Perde palla Kvara. La recupera Kvaratskhelia. Grandissimo Kvara. Entra in area Kvara. Appoggia dietro. Peccato, 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 porca troia. Attenzione Mario Rui dentro per Osimhen. Ancora una leggerezza. Oh, si recupera palla. Osimhen. Ma che cazzo ho fatto? Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. E così, senza senso ragazzi, si disconnette. E ci portiamo a casa la prima vittoria 2-1. Disconnessione totalmente senza senso questa, Per carità, abbiamo dominato, anche se lui ha segnato all'inizio della ripresa, però era risultato in bilico. Però a quanto pare, ragazzi, verrà confermata tra poco la situazione, abbandona e ci portiamo a casa la prima vittoria della nuova stagione contro il Milan fuori casa. Per me è un 2-1, chiaramente adesso il gioco ci dirà 3-0 a tavolino, come vedremo sicuramente 3-0 a tavolino, però noi ci prendiamo i 3 punti, anche perché siamo alla stagione 7, perché siamo stati retrocessi parecchio per aver giocato poco nella stagione dopo, quindi bene così, avanti Napoli.